Nicolò Barella è pronto a iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. Il centrocampista azzurro è sbarcato a Milano nella notte di giovedì ed è atteso dalle visite mediche di rito per poi mettere la firma che lo legherà ai nerazzurri. Al Cagliari andranno 45 milioni di euro più bonus. La formula del passaggio sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Queste le prime parole di Barella in aeroporto. C'è anche qualche tifoso. Nicolò, quanto hai voluto l'Inter? Finalmente l'Inter ti ha voluto Conte. No, niente. Il Milan aspetta da Gianluigi Donnarumma una sorta di prova d'amore, a testimonianza del suo attaccamento ai colori rossoneri e alla sua volontà di rimanere a Milano. Ma come potrebbe accadere tutto questo? Beh, molto semplicemente con il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021, accettando una spalmatura del suo attuale ingaggio da 6 milioni di euro. Il portiere andrebbe a guadagnare meno nelle prossime 2 stagioni per recuperare in quelle successive, magari con l'aggiunta di qualche bonus. Il discorso di Boban e Maldini è stato molto chiaro con il portierone della nazionale. Restiamo insieme, magari qualche anno, ma veniamoci incontro. Dovrà discuterne con il suo agente, Mino Raiola, e ragionare assieme su quale sia effettivamente la miglior prospettiva. Potrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Diletta Leotta. Infatti la showgirl ha da poco interrotto la sua storia con Matteo Mammì, ma secondo gli ultimi rumors avrebbe già trovato una nuova fiamma. La giornalista siciliana ha incontrato a Ibiza il pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, insieme sulla barca con amici e soprattutto abbracciati passeggiando di sera. Lo scoop è stato raccolto dal settimanale Spy. Scardina, 28 anni, è campione del mondo IBF dei pesi supermedi e amico di alcuni dei più famosi rapper milanesi, tra cui anche Gue Pequeno, che avrebbe fatto incontrare il suo amico Toretto con Diletta Leotta. La Formula 1 mantiene un importante pezzo della sua storia. È stato infatti trovato l'accordo tra Liberty Media e la società che gestisce il circuito di Silverstone, dove si corse la prima gara del mondiale nel 1950. Il circuito inglese resterà nel calendario della F1 per i prossimi 5 anni, ossia fino al 2024.